Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay. Oggi ci troviamo su Subnautica. Come potete vedere siamo all'interno della nostra piccola capsula. Eccoci qua. E dalla nostra piccola capsula dobbiamo trovare un modo per evadere dalla nostra isola. Comunque siamo in live in compagnia di Gaetano, Ita e c'è anche Corux. Al momento siamo riusciti a ottenere parecchio. Guardate un po' il nostro inventario. Siamo riusciti a costruirci un piccolo motoscafo per fuggire dalle occasioni più brutte, riciclatore, e adesso dobbiamo fare un paio di batterie per la nostra per il nostro motorino. Facciamoci un tuffo nel mare. Ok, allora vi volevo dire appunto che al momento sto facendo gameplay di Tropico e come potete vedere Subnautica. Sto facendo live già da qualche giorno. Se volete appunto vedere i video in diretta, iscrivetevi al canale di Twitch, e sul canale appunto di YouTube caricherò, diciamo, gli highlights, le azioni salienti, chiamiamole così. Avevo intenzione di sapere la vostra opinione per quanto riguarda il nuovo Formula 1 2019 o anche AI Formula 1 2020. Volevo appunto sapere la vostra opinione. Già ho avuto l'opinione di qualche ragazzo, di qualche utente iscritto, ma volevo avere più opinioni possibili per sapere appunto cosa ne pensate. Volevo avviare una nuova serie su Formula 1 2019 in cui facevo appunto sia le live venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica. Aspettate un attimo che forse c'è un piccolo problema nella streaming. Ora vi racconto. Dovrebbe funzionare. Sì, siamo in live, funzioniamo. Meno male. Ok, tutto a posto. Niente, vi volevo dire questo. Avevo intenzione, un attimino, facciamo un attimo di pausa. Quale pausa? Volevo provare a portare un nuovo gioco, per esempio Formula 1 2019, e fare venerdì, sabato e domenica delle live. Venerdì prove libere, sabato qualifiche e domenica la gara. Volevo caricare appunto la gara su YouTube per avere, diciamo, una bella playlist con tutte le gare riguardanti Formula 1. E venerdì e sabato fare le live. Quindi se vi volete godere in diretta le live, iscrivetevi appunto al canale Twitch, in cui faccio le live tutti i giorni dalle 14:30 in poi. Alle 14:30, alle 15:30, e poi la sera capita a volte che riesco a farle intorno alle 9:30. Quindi per quanto riguarda Formula 1 volevo appunto sapere questo. Vi va vedere Formula 1 2019 con questo schema venerdì, sabato e domenica, oppure vi va di vedere direttamente Formula 1 2020? Ecco, volevo sapere questo, perché visto che è febbraio quasi, a giugno uscirà Formula 1 2020, cosa ne pensate voi? È meglio aspettare e prendere Formula 1 2020 oppure fare il 2019? Tutto qui. Intanto vi volevo far vedere anche questo gioco Subnautica che sto facendo da un paio di giorni sul canale di Twitch. Se volete che è successo? Non ho letto, avevo un attimino gli occhi chiusi. Se volete vedere appunto le live giornaliere, iscrivetevi, perché sul canale YouTube caricherò solo dei video di highlights oppure qualche gioco in particolare, ma non farò appunto come un tempo tutta la serie, parte 1, parte 2, parte 3 e così via, riguardante una serie. Quindi le live ci saranno tutti i giorni, 14:30, poi la sera 22, 21:30. E niente, tutto qui. Ora vi faccio vedere il gioco. Questo era un po' un annuncio generale per quanto riguarda il canale. E dobbiamo, a quanto pare, creare senza dubbio spora di fungo acido. A me non interessa. Beviamo un po'. Dobbiamo catturare qualcosa e cucinarcela al più presto per poter ok, mangiamo subito. C'è il nostro Gaetano in chat che ci consiglia. Oi, ma ti fai prendere? Ma che è questo qua? Ehi, Bolt. No, non si può prendere. Oh, non si è fatto prendere. Ok, quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione. Al momento appunto sto portando solo due giochi, Tropico e
Subnautica, però mi piacerebbe portare qualche altra cosa. Anzi, se avete qualche altro gioco in mente che volete vedere, fatemelo sapere tramite la sezione dei commenti e poi ovviamente ne parliamo, ci pensiamo, ovviamente se anche a me interessa il gioco. Quindi fatemi sapere la vostra opinione come al solito. Tutto qua. Quindi questa è tutto. Bene, tanto per tutti quelli che non conoscono il gioco ve lo faccio ben vedere, è un gioco fantastico. Facciamo le batterie. Una cassa. Ok, ora la facciamo, però prima devo farmi queste batterie che prima mi hanno lasciato molto in una situazione veramente disastrosa. Ok, abbiamo mangiato 2 batterie, qua abbiamo un po' di argento, posiamo tutto questo. La cella di energia, visto che non ci serve, la posiamo qua. Ok, deposito di sale. Scendiamo. Cambiamo fonte di energia. Mettiamoci questa. Ok. No, al momento la cassa non penso che mi serva perché appunto siamo a posto. Abbiamo bevuto, abbiamo mangiato. Anzi, io mi mangerei un ultimo pesce qua vicino. Ho un aerosacco, ce lo possiamo prendere. Prendiamoci pure uno di questi, ce li cuciniamo un attimo e poi partiamo per una nuova avventura, una nuova spedizione. Ciao, ciao ciao, ci vediamo. Va bene. Ok, 1 e 2. Ok, abbiamo tutto. Buona serata, ciao, ci vediamo presto, ciao. Allora, andiamo ad esplorare questa zona, siamo un po' lontanucci. Comunque, ora che la qualità video è arrivata a 720p, teoricamente ora il mare è molto più realistico. Ah, un'altra cosa, se vi state chiedendo appunto perché faccio live esclusivamente di un'ora massimo, appunto alle 3, 2 e mezza, quell'ora lì, comunque tutto scritto nella descrizione del canale, perché appunto faccio i video tramite la connessione del telefono, perché purtroppo nella mia zona non c'è la connessione in fibra e quindi per evitare di rimanere a secco con la connessione devo giostrarmi bene i giga per non rimanere veramente a secco. Quindi ho fatto un paio di conti per vedere quanto mi consuma e faccio un'oretta e mezza, massimo 2 ore al giorno, proprio arrivo al limite. Comunque tutti i giorni arrivano le live, quindi se volete vederle in diretta in descrizione c'è il canale di Twitch. Comunque vediamo un pochettino cosa c'è qua giù. Ah, qua ci sono queste cose qui che ci danno fastidio. Siamo a 87 metri sott'acqua. Saliamo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ulala. Giù. Nuovamente giù. Vediamo un pochettino. Comunque, no, Gaetano ancora non ho abilitato l'opzione, ma l'abiliterò presto. Al momento mi sono dedicato principalmente a curare l'aspetto estetico. Ho aggiunto il contest. Che è sta cosa? Che era? Che cos'era quella cosa? L'ho vista io? O l'avete vista anche voi? Che era quella cosa lì? Siamo arrivati ai confini del mondo. Per questo ci sono quelle cose lì laggiù. Mamma mia. Ok. Efficienza. Oh, ma io mi metterei sta maschera. Ok, così possiamo rimanere anche di più a queste profondità. Perfetto, attento, sì sì, sto attento. Sono per adesso in piena esplorazione. Abbiamo un sacco di energia ancora disponibile. Ci stiamo allontanando parecchio dalla nostra casa base. Sono illusioni del personaggio. Ah, meno male che non sono le mie illusioni. Cos'è questo? Frammento sala scanner.
Ok. Ah, ma tu quindi questo gioco l'hai già finito, penso. Perché se sai queste cose vuol dire che l'hai giocato parecchio, no? Ok, proviamo a scendere di nuovo giù. Quanto siamo distanti? 1000 metri. Vediamo se troviamo qualche altra cosa di interessante. Ah, l'hai visto su YouTube, ho capito. Vediamo un po'. Che bello, sembra Avatar, mamma mia. Albero fungo. Vediamo un po'. 200 metri, oh, 200 metri. Sì, sì, penso di sì. Vediamo un po'. Quelle sono... Che sono ste cose? Fanno male? Razza gelatina. Ok. Vediamo un po'. Questo cos'è? Comunque questo riciclatore funziona benissimo, eh? Davvero a queste profondità mi trattiene tantissimo ossigeno. Vediamo un po'. No, questo non mi piace. 240 metri. Oh, saliamo, saliamo, saliamo. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. No, no, la visuale sta diventando nera. Dai. Meno male. Ok. 1600 metri, non si vede niente all'orizzonte, ma noi continuiamo imperterriti a procedere. Ok. No, non sono morto. Ancora ci vuole. E allora, comunque non abbiamo altre missioni, non ci sono arrivate altre notizie alla radio. Secondo me l'unica cosa da fare al momento è esplorare. Siamo arrivati ai confini del mondo qua su, qua giù. Vediamo un po'. Cos'è questo? Vivo e vegeto. Che cos'è quel coso? Che brutto! Mamma mia, non c'ero mai arrivato qua. Oh, ma che sono sti cosi? Sono cattivi, no? Ma che esiste, è vero? Oppure no? Ma che sono sti cosi? Mamma mia. Ma dove sono andato? Fanno male, ok. Laggiù ci deve essere qualche altra cosa. Vediamo. Mamma mia, qua si arriva a profondità. Allora, saliamo un attimo sopra. No, penso che sia questo più veloce, sai, guarda. Molto più veloce secondo me. Vai, vai, sali, sali. Vai, vai, vai. Ok. Ma non esiste una bombola di ossigeno ancora più grande di questa, vero? Quindi mi sa che dobbiamo... Allora... portali alieni.
Ah. Ok. Intanto scendiamo nuovamente sotto. Vediamo quello che riusciamo a trovare. Ecco, se per esempio voglio cercare le grotte, come faccio? Ecco, attivando questo qua, che è il comando, che penso che sia quello relativo alle grotte, come si fanno a trovare? Non è che l'ho capita bene questa cosa. Mamma mia. Quasi 300 metri. Ok. Cos'è questo? Oro. Oh mamma. Cosa c'è qua? Qua è precipitato qualcosa. Perfetto, ora entriamo qua dentro. Ho preso una barretta di cioccolato. Frammento motore del ciclope. Ok, un attimino che salgo in alto. Ok. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Prendo un'altra boccata di ossigeno e scendo di nuovo laggiù per dare un'occhiata. Ok. Ogni tanto ci sono dei piccoli lag quando esco fuori dall'acqua, ma è normale, non è grave. Vediamo qui che succede. Allora, andiamo ad esplorare un po' tutto. Deposito di sale. Si può entrare? Non c'è niente. Qua cosa c'è? Vediamo. Esca per creature. Frammento motore del ciclope. Questo. Frammento motore del ciclope. Ok. Bene. Andiamo qua giù. Cos'è questo? Che ho trovato? Poi guardiamo. Che forza! Vecchio galleggiante. Oh, qua si può entrare. Va bene, ok, saliamo di nuovo sopra. Sì, ora mi faccio l'autoscansione. Intanto salgo perché voglio riprendere un po' d'aria. Ok. Autoscansione, vai. Tutto a posto. Ci siamo misurati la febbre. Se premi tab vedi la storia, ti consiglio di leggerla. Sì, ora appena risalgo la prossima volta la controllo veramente. Vediamo un po'. Che c'è qua? Diamo un occhio. Oh, apri. Frammento del cannone a propulsione per la muta Brown. Ce ne deve essere un altro da queste parti. Panca. Eccolo qua l'altro. Qua ce n'è un altro.
Rampino per la muta brown. Base a struttura mista. Base elegante. Prendiamoli tutti. Sede di comando. Basta. E qui come entro? Ok, 30 secondi di ossigeno. Ci deve essere però qualcosa ancora. Quello serve... Ah, devo riparare, ok. Ora poi scendo e riparo, ok. Sali, 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 sali. Ok. Ma che è sta cosa? Oh mamma. Mamma mia, ma che è successo? Ma come ha fatto a prenderci? Wow. Aspetta, fammi recuperare un attimo di... Wow, ma che è un cavalluccio marino sto coso? Ah, non penso che sia mai successa una cosa del genere. Oh. Comunque sta nave è gigantesca. Devo trovare il modo di rientrarci e darci un'altra occhiata. Vediamo un po'. Qua non si può entrare, abbiamo sbattuto la testa. Dov'era l'ingresso? Ma non mi devo mettere a perdere tempo per cercarlo. Oh. Qua non c'è niente. Ci deve essere qua appunto l'altro ingresso. Oh, dobbiamo riparare, hai detto, no? Che è successo? Una scossa abbiamo preso? No, mi sa che là non si deve riparare niente. Ok. Niente, qua abbiamo controllato tutto. Questo lo prendiamo tanto per avere un altro po' di titanio. Qua, vediamo cosa c'è. Basta, basta, penso che abbiamo controllato tutto. Abbiamo ottenuto qualche altro bel progettino. Saliamocene di nuovo sopra e basta così. Va bene, per questa sera penso che la live possa andare bene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sempre cosa ne pensate. Sto coso ci insegue di nuovo? No, o sì? Ci sta inseguendo, ci sta inseguendo, ci sta inseguendo, ci sta inseguendo. Dov'è? No, se n'è andato. E ci becchiamo noi al prossimo gameplay. Ciao a tutti, ci vediamo domani pomeriggio alle 14:30 per una nuova avventura su Tropico 6. Bye bye. Ciao anche al nostro Gaetano. Bye bye.